Proprio in questi giorni abbiamo i mezzi che stanno togliendo il vecchio imbarcadero e quindi liberando il vecchio imbarcadero che insisteva appunto sul lago. Ricordo che gli interventi di manutenzione straordinari che stanno facendo sono di tre tipi: da un lato appunto stiamo togliendo l'imbarcadero, dall'altro abbiamo sostituito e stiamo sostituendo quelle palizzate che sono ammalorate nella staccionata, e poi abbiamo già appaltato il lavoro di costruzione del nuovo ponticello che era stato chiuso appunto proprio per la sua inagibilità, e adesso lo sostituiremo con un nuovo ponticello. È in estrema sintesi quanto attualmente la provincia di Vicenza sta realizzando per quanto riguarda la manutenzione non solo più ordinaria dell'antico specchio d'acqua Berico, diventato integralmente di sua competenza dopo l'affidamento anche delle attività straordinarie cedute in toto a maggio dalla Regione Veneto. Lavori che preludono a breve al ripristino, rinnovo e completamento dell'anello della pista pedonale di quasi 6 km che circonda il lago. Non solo dunque guerra al degrado, all'incuria, contro vegetazione infestante, topi e rifiuti abbandonati. A breve sono previste importanti novità per quanto riguarda i nuovi piani strutturali di rinnovamento dell'acqua, di cui si sta discutendo al tavolo tecnico con Comune e Regione, che ha già approvato finanziamenti con quasi 100.000 euro. Già la Regione ha convocato 2 riunioni appunto del comitato tecnico, e tra poco ne seguirà un'ulteriore appunto, perché la missione di tutti è quella di individuare il progetto sul quale poi ci concentreremo per chiedere il finanziamento, che possa portare il nostro lago appunto di Fimon a poter vivere nei prossimi anni.